Pur essendo il primo sistema portuale a essere entrato in zona rossa, Chioggia e Venezia sono pienamente operativi e funzionanti. Ovviamente con tutte le restrizioni e con tutti i limiti che sono stati posti dai vari decreti che si sono succeduti, però i porti di Venezia e Chioggia sono in questo momento pienamente operativi al servizio dell'intera catena logistica, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiali per i nostri supermercati e soprattutto per mantenere in piedi solida una filiera biomedicale che serve ovviamente alle nostre strutture sanitarie. Il presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico ha voluto evidenziare la piena operatività nel corso di una videoconferenza per fare il punto sulla situazione, rendendo noti anche i numeri. Febbraio, ha dichiarato, ha chiuso con un più 4,3%, il trend positivo dopo un fine anno molto complesso. Per marzo continua: se ci sarà una tenuta o una compromissione non significativa dei traffici sarebbe un risultato di grande valore. Il presidente ha commentato anche la questione della nave da crociera Costa Victoria, sul cui attracco a Venezia il governatore Zaia si è detto più volte contrario, definendo queste imbarcazioni bombe da contagio. Per rassicurare tutti, la questione Costa Vittoria è stata risolta tra ieri e oggi con un forte spirito di collaborazione tra gli armatori, noi e le varie altre autorità in campo, a partire dal prefetto che su questo è stato estremamente utile e presente, e ovviamente anche la regione che è sempre stata opportunamente tenuta informata. In questo momento la Costa Vittoria ha già superato lo stretto di Messina, sta navigando nel Tirreno e quindi si fermerà in uno dei porti del Tirreno, molto probabilmente Civitavecchia, quindi non verrà a Venezia. Venezia ha scongiurato il problema della Costa Victoria previsto per il 28. Per quanto riguarda l'arrivo delle altre due navi che sono previste per il 10 di aprile e una per fine aprile, non è ancora dato sapere precisamente la data, stiamo lavorando per fare lo stesso tipo di operazione e quindi di non portarle sul territorio di Venezia, non perché siamo, come dire, dei vigliacchi che rifiutano di fare il proprio dovere, ma perché riteniamo che, essendo il primo porto entrato in zona rossa già dall'8 di marzo e avendo un sistema sanitario regionale che sta lavorando al 1000% per garantire posti letto a tutti, sarebbe un inutile sovraccarico, oltre che a un'esagerazione e un rischio portare ulteriori decine di potenziali infettati su questo territorio.